speciale elezioni. Interviste e commenti sulle prossime elezioni. Ben ritrovati agli amici di Radio Veneto 1, nuovo spazio di approfondimento dedicato a presentare candidati e programmi in vista delle elezioni politiche del prossimo 4 marzo. Ritroviamo nostro ospite qui in studio, Raffaele Baratto, candidato alla Camera nel collegio uninominale di Treviso per Forza Italia e la coalizione di centrodestra. Ben trovato. Ben trovati anche a voi e un saluto ai vostri radioascoltatori. Raffaele Baratto, parliamo di sicurezza, è uno dei temi più caldi anche alla luce di recenti episodi avvenuti nel nostro territorio e in Italia più in generale. C'è un allarme sicurezza secondo lei? Credo che sia evidente a tutti. Allora io penso che bisogna un attimo fermarsi e capire bene come bisogna interagire, perché credo che il tema della sicurezza sia un tema molto importante per rispetto ai nostri cittadini. Allora io credo che un paese civile, ok, deve intanto avere rispetto di chi vive nel proprio territorio, dei propri cittadini, e dopo credo fondamentale che chi arriva nel nostro territorio minimo si debba prendere le regole che esistono in quel paese, altrimenti non andiamo da nessuna parte. Allora è assolutamente importante che chi va a amministrare faccia capire a chi arriva in questo paese che ci sono delle regole ben precise. La questione anche dei flussi migratori, credo che sia davvero si abbia perso completamente il controllo, sia fuggita di mano, e questa credo sia evidente a tutti. Allora io penso che chi deve amministrare un paese, per rispetto del proprio paese, debba davvero avere presente di quello che sta succedendo. La realtà oggi è una realtà che non è bella da vedere, perché credo che andare per le città oggi, dopo un certo orario, andare per una signora, per un anziano, per un bambino, per qualcuno, e non essere sicuri sul proprio paese, credo che sia la cosa più triste per un cittadino che vive in quel stato, in quel paese. Allora chi amministra deve assolutamente, e dico assolutamente, lo sottolineo, stare attento che il proprio cittadino vive in sicurezza. Credo che come sia stato affrontato il problema dell'immigrazione, specialmente in questi ultimi anni, sia stato proprio in maniera, senza aver controllo di quello che sta succedendo, perché questo credo sia negli occhi di tutti. Allora io credo che sia fondamentale che chi va a amministrare intanto faccia capire a quei paesi che i criminali vanno fermati alla fonte, perché quei paesi devono capire che l'Italia non è un paese dove si scaricano le merci, perché così vengono trattate le persone, e questo credo sia il più grosso insulto per una persona. Allora una persona deve essere trattata in modo civile, anche chi viene da fuori. Però se tu hai un flusso controllato, se tu sai chi arriva, come arriva, allora c'è il sistema di trovare il lavoro, se c'è il lavoro, c'è il modo di poter curare chi sta male, e credo che questo faccia parte di un paese civile. Ma allora, e spero che oggi, anche in queste ore, l'Europa si sta trovando per vedere gli investimenti portare in quei paesi là. Credo, ma sono convinto, che lo poteva fare anche qualche anno fa, perché come diciamo dalle nostre parti, chiudere la stalla quando i buoi sono scappati è un po' troppo tardi. Però comunque
meglio tardi che mai, perché credo che sia importante andare a investire in quei territori, ma investimenti seri, investimenti dati a stati dove li danno a chi ne ha bisogno e non i soldi vadano a dei terroristi che scambiano le persone come le merci. Questo io credo sia la base assolutamente di tutto, di paesi civili e di paesi che si devono comportare con le persone quanto tali. In tema di sicurezza, un altro argomento collegato, oltre appunto all'immigrazione, al controllo dei flussi di cui ci accennava ora Raffaele Baratto, è anche quello della giustizia. La coalizione che lei rappresenta sta insistendo molto sulla certezza della pena, anche appunto in una funzione preventiva contro la criminalità. Ecco, questo è un altro aspetto su cui bisogna intervenire, che si è perso, secondo lei? Sì, questo sì, perché purtroppo per motivi anche logicamente di numeri, perché se vediamo che i tribunali sono intasati ci sarà un motivo, no? Allora dovremo aiutare anche questa giustizia a venirne fuori un po' da questa confusione, no? E logicamente allora si può tutelare anche il cittadino che crede di più nello Stato, in una giustizia, quando viene dato una cosa certa, sicura, con tempi, se non proprio certi, abbastanza certi. Perché se non diamo una pena, se un cittadino non capisce come uno viene, data la pena, alle volte esce ancora prima che arrivi in caserma, ok? Credo che anche chi ci debba tutelare, ma non alle volte per colpa sua, non abbia strumenti per poter farlo. Allora, io credo che uno Stato serio, la politica seria, deve dare anche alla giustizia dei poteri, dei mezzi per poter lavorare in maniera seria e in maniera, credo, concreta per quanto riguarda quel settore, che credo sia un settore assolutamente importante per un paese che deve viaggiare in una sicurezza certa. Grazie a Raffaele Baratto, candidato per la coalizione di centrodestra Forza Italia al collegio uninominale di Treviso per la Camera. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie anche da parte mia a tutti voi per averci seguito. Vi rinnovo l'invito per i prossimi appuntamenti di approfondimento politico dedicato alle elezioni 2018, sempre naturalmente sui canali di Veneto 1. Speciale elezioni. Interviste e commenti sulle prossime elezioni.